qui a Venezia oggi al villaggio Coldiretti, dopo la conferenza, diciamo così, di apertura da parte dei rappresentanti della Coldiretti, i massimi vertici anche delle istituzioni, con il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, con il Presidente Zaia e tante altre rappresentanze di categoria, che hanno fatto un attimo il punto a difesa del tutela del Made in Italy, ma soprattutto del mondo dell'agricoltura, del mondo della pesca e delle nostre eccellenze dovute alla grande capacità operativa dei nostri agricoltori, dei nostri pescatori, che vanno difesi in tutte le realtà, in tutti i campi, a livello nazionale, a livello internazionale, a livello europeo ovviamente, per ribadire ancora una volta che i nostri prodotti sono prodotti sani, i nostri prodotti sono funzionali alla dieta mediterranea e soprattutto sono funzionali a esportare il Made in Italy senza che ci siano contraffazioni che spesso e volentieri vanno a minare appunto i nostri prodotti, diversificandoli, facendoli passare invece con prodotti appunto taroccati, e questo non possiamo permetterci. Da qui appunto un'alzata di scudi che assieme a Coldiretti come istituzioni faremo in tutte le sedi dovute. De Carlo, sbagliato. De Carlo, ho sbagliato. E allora accoglierei con un grandissimo applauso e con un grandissimo sventolio le due persone che ci accompagneranno in questa mattinata, ovvero Anna Facchi e Massimiliano Ossini. Accogliamoli con un grande sventolio e un grande applauso. Nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8:30 12:30, 14:30 18:30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, e il sabato anche su appuntamento.